Agrigento, nella Valle dei Templi, innanzi al Tempio di Giunone, si è conclusa la 2 giorni della seconda edizione di Riflessi di Tempo, una rassegna d'arte cinematografica promossa dall'Ente Parco della Valle dei Templi e organizzata dall'Associazione Culturale Gli Asinelli. L'edizione 2015 è stata incentrata sul cinema documentario realizzato in Sicilia. E Belluscone di Franco Maresco è stata l'ultima proiezione. Ascoltiamo l'organizzatore Leandro Picarella, il critico cinematografico dell'Espresso Emiliano Monreale e il regista Franco Maresco. Leandro Picarella, curatore della rassegna Riflessi di Tempo, sui documentari realizzati in Sicilia, proiettati nel cuore della Sicilia, in uno dei luoghi più simbolici, la Valle dei Templi. Esatto, grazie al sostegno dell'Ente Parco della Valle e all'organizzazione dell'Associazione Culturale Gli Asinelli, quest'anno per la seconda volta, appunto la seconda edizione. Abbiamo cominciato ieri con un focus sul Centro Sperimentale di Cinematografia, la sede siciliana, che si occupa proprio di documentari, a livello didattico chiaramente, è andata molto bene, 2 giorni intensi in questa cornice meravigliosa che è diciamo, il Tempio di Giunone all'interno del Parco della Valle dei Templi d'Agrigento. Abbiamo proiettato diversi lavori molto interessanti, Dio delle zecche, storia di Nino Dolci in Sicilia, che ha riscosso un ottimo successo e riscontro di pubblico, Icono Isgro su Emilio Isgro, lavori biografici, lavori prodotti dal Centro Sperimentale di Cinematografia, e poi chiudere con Belluscone, con la presenza di Franco Maresco e di Emiliano Monreale. Insomma, bellissimo, una bellissima serata. Speriamo l'anno prossimo di ripeterci e magari, chi lo sa, creare un vero e proprio festival qui dentro la valle. Nella Valle dei Templi il film Berluscone di Franco Maresco. La coppia celebre è Maresco-Cipri Maresco. È il primo film del solo Maresco. Il parere, l'opinione, il commento a consuntivo di un critico cinematografico dell'Espresso, Emiliano Monreale. Questo qui è il secondo film di Maresco, ma il primo, diciamo, che potremmo definire di finzione, anche se non si capisce bene se sia di finzione o di documentario. Chi lo ha visto lo vedrà, sa che cosa voglio dire. È un film in cui ci sono dentro tutti i temi di Maresco, tutte le ossessioni di Maresco, una specie di riassunto dei suoi lavori, e c'è anche tutta l'ossessione di Maresco per Berlusconi come metafora, come personaggio simbolico. Non è un film su Berlusconi, è un film in realtà sull'Italia, su Palermo e su, come dire, quasi la vanità, l'inutilità quasi del fare cinema. È un film molto malinconico che racconta la storia di un regista, Franco Maresco, che vorrebbe raccontare Berlusconi attraverso lui l'Italia e non ci riesce, del perché. È un film che si chiede se ha senso ancora cercare di raccontare, cercare di fare cinema. Un film che è stato girato in maniera avventurosa nell'arco di alcuni anni, un film che muore e nasce nel corso della storia, quasi con una struttura da giallo, perché vediamo un film che comincia e poi lo vediamo finire. E che fine ha fatto il film che stiamo vedendo? E a questo punto parte un secondo film che è un'indagine su Maresco, cercando di capire perché Franco Maresco non ha potuto fare il film su Berlusconi che avrebbe voluto fare. Quindi, raccontato così sembra un po' complicata, ma in realtà è proprio un giallo, è un film che dopo un po' finisce e coinvolge lo spettatore alla ricerca di che cosa è successo, perché questo film è finito. Ha veramente la struttura quasi di una suspense, ed è ovviamente un film molto divertente, composto di tanti materiali. La grande differenza, credo, con il cinema di Cipri Maresco è che lì c'era una grande forza visiva all'interno dell'inquadratura, della composizione, eccetera, mentre qui l'andamento, come dire, la forza del film è data soprattutto dal montaggio, perché le immagini sono di tanti tipi, immagini di repertorio, immagini girate apposta, documentari di finzione, ma dentro c'è soprattutto un montaggio che riesce a tenere insieme tutto questo, e questa è una grande novità, un film quasi, se vogliamo, jazzistico da questo punto di vista. Tappa in Sicilia della proiezione di Berlusconi, ossessione cinematografica, storica di Maresco nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio. Ma non è un'ossessione, è stata un'avventura che tu peraltro conosci.
Non è stata un'ossessione, diciamo che o forse lo è stato all'inizio, poi invece ho cambiato strada, ho cambiato direzione ed è diventata un'avventura condivisa con Ciccio Mira, che poi è il vero protagonista del film, e Berlusconi è rimasto sullo sfondo, però grazie a Ciccio Mira abbiamo avuto questo magnifico narratore che ci ha restituito un'idea del berlusconismo, di quello che è stato il berlusconismo, in un modo credo unico, esemplare. Ecco, quindi Berlusconi dopo qualche mese è rimasto sullo sfondo ed è subentrato Ciccio Mira, che mi pare veramente un grande, ci abbiamo guadagnato nello scambio. È stato un film pensato, progettato, sostenuto, registrato nel corso di diversi anni, dall'epoca in cui Berlusconi è stato ancora Presidente del Consiglio e Marcello Dell'Utri a piede libero, fino al momento in cui invece Berlusconi non è stato più nemmeno parlamentare e Dell'Utri non è più a piede libero. Ciò ha inciso in un certo qual modo sulla linea conduttrice del film. Ma sicuramente sì, tant'è che quando il film doveva essere, come dire, una sorta di guerra lampo, nel senso del nostro intervento rispetto a Berlusconi, che era allora ancora in carica come ministro, come Presidente del Consiglio. Di fatto poi io dopo le prime riprese non ero soddisfatto del film, quindi ho cambiato. Nel frattempo i fatti sono quelli noti ed è successo che mi sono ritrovato con un'altra storia. E allora a quel punto la storia ha preso un'altra direzione, e anche il fatto stesso che Berlusconi fosse, diciamo, ormai sul viale del tramonto ha in qualche modo aiutato il film. Un'ultima domanda, il riscontro del pubblico siciliano verso un film del genere? Ma guarda, il riscontro, per quello che è stato possibile vederlo il film, perché poi a monte, come si dice, c'è stato un problema di distribuzione, mi è sembrato molto positivo. Mi sembra che laddove il film è stato presentato, per esempio a Palermo, è rimasto per un mese, ha avuto un consenso e un seguito, così poi altrove. Naturalmente, ripeto, poi bisogna fare i conti sempre con i misteri della distribuzione, e qui di misteri ce n'erano tanti.